Mafia oggi è un termine polisemico che non significa soltanto lealtà, giustizia, coraggio, potere e intrigo, ma anche criminalità organizzata. Oppressione, Violenza, Ingiustizia. corruzione, Intimidazione. Omertà. La mafia nacque tra il 1860 e il 1876 come braccio armato della nobiltà feudale per sedare le rivolte contadine. Nel tempo, la piccola organizzazione criminale agricola del sud Italia si fece strada nella politica nazionale e nei vari settori della società, fino ad espatriare, diventando una piaga internazionale. La mafia si presenta come uno Stato parallelo allo Stato, offre servizi di protezione e amministra con violenza e intimidazione il suo territorio. I capi mafia comunicano tramite pizzini, non con i mezzi di comunicazione, poiché suscettibili di intercettazioni. Buongiorno a tutti, siamo qui oggi per parlare con Graziella De Palo. Proveremo a far luce su alcuni punti ancora oggi oscuri della sua vita. Dunque, le va di presentarsi e raccontare cosa accade nel 1980? Buongiorno, sono Graziella De Palo, ero una giornalista e il 2 settembre 1980, assieme al mio collega Italo Toni, fui rapita a Beirut. Può dirci qualcosa di più riguardo alla sua scomparsa e le indagini su quest'ultima? Volentieri, nel 1980 ci fu commissionata un'inchiesta sulle connessioni del traffico di armi tra Italia e Medio Oriente. Il 22 agosto io e Italo Toni partimmo per i campi profughi palestinesi, comunicando all'ambasciata di Beirut che se entro 3 giorni non avessimo fatto ritorno avrebbero dovuto cercarci. Purtroppo le ricerche iniziarono solo a fine settembre. Vorrebbe dire qualcosa a tutti i giornalisti di mafia che sono in ascolto? I giornalisti hanno il compito di condividere gli avvenimenti, anche i più brutti, per portare al progresso e al cambiamento. Non abbiate comportamenti omertosi o priverete le persone della speranza di migliorarsi. Sì, assolutamente, anche in versione laica. La sensibilità e il sostegno delle altre persone aiuta parecchio in queste circostanze. Sì, ma deve essere riconosciuto che la morte è stata causata dalla mafia e nel caso di mio fratello non è stato così. Sì, ci sono persone che supportano in questa associazione. Posso definirla la mia seconda grande famiglia. La mafia è un fenomeno umano e come tutti i fenomeni umani ha un principio, una sua evoluzione e avrà quindi anche una fine.